Nonostante la differenza di capigliatura tra me e il sindaco Antonio Palumbo, anche noi siamo qui al Palazzo Cafisi per partecipare all'iniziativa Un taglio solidale. Questa era una manifestazione, un'iniziativa appunto sociale voluta da Salvatore Vetro, un ragazzo che faceva parte della consulta giovanile comunale di Favara, che purtroppo un tragico incidente ci ha portato via. L'iniziativa era proprio sua, quella di fare una giornata dove chiunque veniva qui con tanti barbieri, parrucchieri, acconciatori, estetisti che si mettevano a disposizione per questo taglio solidale. Non un pagamento normale di quello che può essere una prestazione di un barbiere, ma ognuno col proprio cuore, con la propria possibilità, con la propria tasca dà un contributo a fini sociali. E quindi anche noi abbiamo voluto onorare Salvatore Vetro, magari io con più capelli, mentre il sindaco quasi a zero. Antonio. Sì, infatti adesso siamo rimasti che lui taglia i capelli con il mio look, quindi adesso gli tagliamo i capelli a zero. Un'iniziativa bella, importante e solidale. Sì, si è detto stamattina, una bellissima iniziativa che ci permette di ricordare un ragazzo speciale, Salvatore, che aveva un gran cuore, una grande voglia di vivere, e nel contempo per fare solidarietà, perché ricordiamo che tutto il raccolto andrà da due associazioni, uno guidato da Carmelina Nobile per aiutare tutte quelle che sono le vittime della strada, e l'altra metà andrà a Casa Betania, un'istituzione ormai della nostra città importante che ci permetterà di dare aiuto a chi in questo momento è più. Una iniziativa, dicevamo, importante che sicuramente verrà ripetuta negli altri anni, che adesso andremo a conoscere meglio parlando con qualcuno degli organizzatori appunto della consulta giovanile, con altre persone che qui sono venuti veramente in gran numero per questo taglio solidale. Barbiere, mi raccomando, sfumatura bassa. No, a zero. Abbiamo creato questo evento per portare avanti quella che era una volontà di Salvatore. Avremmo preferito che fosse qui con noi, ma porteremo sempre in alto il suo nome facendo eventi dedicati a lui. Uno di questi è stato appunto questo taglio solidale. E parte con l'iniziativa di raccogliere appunto dei fondi che andranno e saranno devoluti a delle associazioni, Casa Betania e l'Associazione Italiana Vittime della Strada, in modo da aiutare e garantire aiuto alle persone che hanno più bisogno e allo stesso tempo aiutare l'associazione a portare avanti quello che è il progetto nella comunità, nelle scuole, per educare i giovani alla sicurezza stradale. E abbiamo visto che tante persone hanno partecipato, tanti barbieri, tanti parrucchieri, tante estetiste, veramente un contributo, possiamo dire, della città di Favara. Siamo molto entusiasti della risposta della comunità e soprattutto perché a causa delle condizioni meteo avverse ci aspettavamo un numero esiguo di persone, ma in realtà c'è stata molta affluenza e soprattutto anche molto coinvolgimento per quanto riguarda i professionisti, che tenevano molto sia all'iniziativa che a Salvatore stesso. Quindi un'iniziativa da ripetere? Assolutamente sì, ci auguriamo che si prolunghi negli anni. Andrea, ma che cosa fai qua? Io mi sto tagliando i capelli perché partecipo alla manifestazione per ricordare Salvatore Vetro. E com'è questo soggetto con i capelli? Va bene? Ottimo, perfetto. Che taglio stiamo facendo? Un look moderno.